Le giornate della Fondazione, i primi di novembre, vedranno anche quest'anno lo svolgersi di una nuova edizione. Come sarà articolata e quali le novità? Anche quest'anno le giornate della Fondazione, che giungono, lo diciamo con orgoglio, alla loro 8ª edizione, propongono un percorso, un programma di grande ricchezza che peraltro si snoda intorno a un tema, un filo conduttore che riteniamo di grande interesse e di grande profondità. Il tema è Le porte scee, il senso del limite, un titolo che, riprendendo il racconto del sesto canto dell'Iliade, dove la suggestione dell'addio di Ettore ed Andromaca sulle porte scee ci ha portato tante volte a riflettere su come quel sottile limite e confine tra ciò che può essere l'amore, la morte, la presenza, l'assenza, amore e odio, guerra e pace, limite tra il dentro e il fuori, come tutto questo sia profondamente legato all'esperienza esistenziale di ciascuno di noi. E poi ancora, rispetto alla dimensione storica del nostro tempo, il parlare di limiti, il parlare di confini, riteniamo rivesta anche un interesse particolare anche sotto un profilo storico, politico, culturale, sociologico. Così da quel racconto, allargando il nostro orizzonte al concetto di limite, abbiamo costruito un progetto di 4 giornate questa volta, se ne aggiunge una in più, ma se ne aggiunge una in più perché l'altra giornata, la prima con cui noi cominciamo, prevede appunto un altro incontro con una scrittrice, un'autrice del nostro tempo, che è stata conosciuta dal grande pubblico come, parlo di Andrea Marcolongo, come la scrittrice, l'autrice del testo La lingua geniale, dove in alcuni punti essenziali ha saputo spiegare per quali ragioni la lingua greca contenga in sé elementi di profondità, di genialità, di creatività, di profondità che sono assolutamente unici e tipici solo di quella lingua. Ma poi ancora sarà l'occasione, anche attraverso altre sue pubblicazioni, La misura eroica o anche il libro che si sta preparando a pubblicare, che sarà appunto pubblicato a Milano nella settimana successiva. Sarà un modo importante con cui dare avvio alle giornate, partendo da quale tema? Il tema che leggere è anche superare i confini, e attraverso questo concetto di limite e confine attraverseremo le 3 giornate dove con relatori di livello andremo a vedere tutti gli aspetti che attengono alla letteratura greca, latina, alla storia, al diritto, alla matematica, e che consentiranno ai nostri giovani una riflessione a tutto campo dalla quale noi speriamo possano uscire arricchiti e maggiormente formati.